Il gruppo si prepari. Attenzione, lo spettacolo inizia fra 23 ore 57 minuti e 48 secondi, 49, 50, 51, 52.
Dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il gruppo folcloristico Bontemponi e simpatica compagnia di bottrighe presenta lo spettacolo Ciacole, Cante, Bali e Filò. Buon divertimento! So chi senta davanti al foglaro. A penso a chi tempi andà, stracarghi di lavoro e in giro tanta povertà. Dalla mattina alla sera, inverno e sta, le ore della giornata le bastava mai. Quel cacciapavi gli era sempre poco per dargli da mangiare a quelle tante bocche da sfamare. D'inverno, in stalla, intanto che le bestie le ne scaldava quel fiato, giocavano in mezzo tra uomini e donne, chi lavorava intanto chi se la contava. Po' di sta, su l'ara, qualcun suonava e ballava. Divino l'ora che fosse un fiat gansega per passarla via. Gli era lì che si scominciava a far ghiocci dolci a qualche ragazzina. Che bei tempi, che andà. I Bontemponi! Che arrivino da vedervi, stai tutti bene? A che sta il cambio ieri sera, tanti è a casa, com'è la ste robe? Ma dovevi dire che de stare qui che arriva i Bontemponi, Aspetta un fiacca sentegna, che atmosfera, che è Rosolina Mare. Questa è la mia destra e questa è la mia sinistra. Sentemo come capisce le man la mia destra. Insomma, vai. Sentiamo come capisce le mani la mia sinistra. Sentito che la sinistra è più cattivi perché è l'opposizione. Ha detto, canaglia, ma che tempi se ne arriva. Intanto salutiamo qui che devo guardarne in televisione, in diretta streaming live, a chi che ne guarda da Torino, da Molveno era... sì, perché adesso neanche più buono dirlo, adesso mi imbalbo tutto. Reggio Emilia, insomma, tutto stasera in televisione. E diceva il mio amico Tony Gnacca ieri sera, ne siamo più buoni andare avanti, cresce tutto, è vero che cresce tutto,
mangiare, bollette, gas, cresce l'acqua, la corrente. E che fa contro la sua moglie? Ascolta, dice. Gli anni. Ma qui, visto che potevo mica fare niente, e invece sulle robe che cresce qui, che comanda, e potrebbe anche mettere le mani, porco scanà, sì. E allora sta attenti. E che dice Tony Gnacca a sua moglie? Ascolta, dice, chi ne siamo più buoni di andare avanti? Fa qualcosa, sogna da fare, va sull'arsere. Fa qualcosa, c'è un po' di scali sull'arsere. Ma io contento che mi faccia ste robe qui. Ascolta, dice, con una lavata e una sugata, la per neanche adoperata. E sai, insomma, la va sull'arsere alla mattina, l'arriva. E allora com'è l'andà? Ecco qua, la dice, 351 euro. 351 euro? Ma chi è che ti dà l'euro? Tutti? E adesso tacchiamo a ballare sull'ara con una delle nostre cavalle di battaglia. Puledre. E il tacchetto. Di nome di Regina, caresse marroncina. Rimanga e poi la se ne va. La palanca, e che dà in mano il menù, il che guarda, il lesi, tanto il cameriere passa. Scusi, dice, ma avete pidocchi? No, dice, abbiamo solo quello che è scritto in quel menù. Che tempi, che tempi. Ma l'altro là, che il ristorante 60 ciò. Allora, signore, dice di primo, un attimo, dice, e il ciappa la forchetta, il tacca a nasare, tagliatelle coi funghi di sottobosco, pasta e fagioli, garganelli ai funghi alpini, pasta e fagioli, dice. E allora va là, in cucina, e che dice, ma ciò, anche uno là che nasa la forchetta, e dice, e sa tutti i nostri menù del primo. Ascolta, abbiamo molto da lavorare. Ti porta che quel che vuole, che nanti basta che lavoregna, va bene? Che porta. Signore di secondo, un attimo, c'è un'altra forchetta. Io gli ho detto, o voglio andare più piano. La vago dritto allora, eh? Nasa la forchetta, coniglio al forno, lonza a fette con funghi speciali.
a che piace i funghi, funghi. Qui il dice, gli porta. Poi dice, ma anche i secondi sa tutto cosa scaghiamo. Ti porta che mi sta preoccupando. Anzi, e dice il paron, quelle ore del dessert, a che penso me. Va bene. Gina, è che dice, alla lavapiatti. Ciappa scuglierin e mettiti in tel dedrio. Savi cos'è il dedrio, vera? Non è il davanti? Allora, la Gina la dice, porco scanà proprio che le robe dico da fare, ma la aveva paura che la lasciasse a casa. E allora le ciappa scuglierin, le dà, signore di dessert. E il nasa... Ma la Gina lavora ancora qui? A proposito di mangiare, sta adesso che cantiamo una canzone dedicata al bisatto, che se pesca chi... Com'è che si sente sti Assomigliami, com'è la... Allora, cantiamo adesso le anguille del Po. CD a me ricordo. Questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo anguille qui sul Po dovrai mangiare. Le anguille del Po, le anguille del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle, le anguille del Po. Le anguille del Po, le anguille del Po, si fa pescare, si fanno mangiare le anguille del Po. Le anguille del Po, le anguille del Po, piedini legati voglio portare quel giorno sul Po. E porta la lenza e tanta pazienza per viene a pescare le anguille del Po. E porta la lenza e tanta pazienza per viene a pescare le anguille del Po. Le anguille del Po. Come che vi diceva prima, abbiamo il nuovo CD da 2 settimane, a me ricordo che abbiamo anche le chiavette, se dopo vi interessa. Pensa, un gruppo che fa roba da una volta con le chiavette moderne. Ah, che stegna, Mirella. Dimmi una delle tue, per esempio. Una che dice, mezzogiorno, è il pan in tel forno, se l'è cotto dammene un tocco, se l'è crudo lascialo là,
Mezzogiorno le passà per la stradella tutti sicuri in timonela. Capì? Queste le robe dei siaghi nostri putei, no cellulari, no tablet, no roba moderna. E ti per cosa ha fatto sempre a mangiare col telefonino in mano, sì, la Gilda, ti è forte Gilda. Pensa, questo qua, e va a mangiare anche lui, visto che siamo in tema di mangiare, e vede il cameriere col deo, e porta il piatto col deo dentro la minestra. E poi passa da nuovo con un altro piatto col deo dentro la minestra. Scusa, dice uno, scusa, cameriere, vieni qui. Ma dice, com'è là che hai il deo dentro la minestra? E dice, perché ho male in tel deo? Come ti ha male in tel deo? Sì, e il dottore, il madito, tienlo il caldo. Ascolta, ma che il deo lì è pomina a tenerlo da un'altra parte? Sì, dice, tra una portata e l'altra. Che tempi! Ma minestra era... E allora ragazza, a proposito, la Mirella, avete la conosci ormai da anni, le piccola, sempre piccola, ma le vecchia perché le tanti anni. Su di più sa vodka fassa, a chi tira. Ma dice suo marito, che non è tanto più grande, fallo vedere, va lì. Le date in calar di luna, perché ti è tornato da solo il cagnello? Pensa il dice, mia moglie mi dice che diventa musulmana. Ah sì. Sì, perché una volta, quando appena marita, il cavallo aveva le braghe e dopo un tocco ti sentivi in camera, uddio. Adesso si presenta e tira su le braghe. Va là. Musulmana le diventa la Mirella. E adesso sa cantegna. Adesso cantiamo una canzone che parla di una ragazza che va al fosso a lavare a biancheria, una volta sono arrivati i fossi. Sì, a proposito, anche quella che ti piace a te, sì. Ma intanto che la lavano che casca l'anello, purina. E ora la piange, per fortuna di lì passa un pescatore, un bel ragazzo, Una volta. e che aiuta a tirare sull'anello, però in cambio mi sa che toccare anche qualcosa. Sì. La bella lava il fosso. La bella lava il fosso. La neve volando dentro il filato per anche al mare. La bella lava il fosso per lava, sì, al fosso per lava. Intanto che la lava. La neve volando dentro il filato per anche al mare. Intanto che la lava, che casca la neve, sì, che casca la neve. E poi si mise a piangere. La neve volando dentro il filato per anche al mare. E poi si mise a piangere l'amico pescatore, sì, amico pescatore. Oh bella perché piangi? La neve volando dentro il filato per anche al mare. Oh bella perché piangi, se vuoi ti aiuterò, sì, se vuoi ti aiuterò. Un pescatore dell'onda. La neve volando dentro il filato per anche al mare. Oh pescatore dell'onda, pescate Milane, sì, pescate Milane. E quando l'avrai pescato. La neve volando dentro il filato per anche al mare. E quando l'avrai pescato, regalo ti farò, sì, un regalo ti farò. Andrei sulle montagne, La neve volando dentro il filato per anche al mare. andrei sulle montagne insieme a far l'amore, sì, insieme a far l'amore. Andrei sulle montagne insieme a far l'amore, sì, insieme a far l'amore. Sì, anche questa dal nostro ultimo CD, io mi ricordo. A tu capì? Lorella, ti volevi sapere quella che andava a lavare con Alicia? Sì, a Samina, sì. E si accattava le donne una volta sul Po, no? A lavare con l'Alicia, è vero signora? Che toccava anche a ella.
E allora la fa una contro l'altra. Ciao, le dice, ma ti, ha tu mai provato l'orgasmo? Mi no, la dice, un cattan ben con la varichina. Che tempi! Ah, parlavino prima de Sky, che sempre manco Sky. Eh sì, e allora però inneggiamo sempre tutti i giorni. Telefona quello della corrente e signora cambialo, signore cambialo, e adesso che è l'allerta, e adesso che è Amazon, e adesso ma sei più buoni a avere la vita. Questo chi in campagna è che dice, signora, a sor rappresentante della Foletto, l'arriva a 84 anni. E mi dica, dice, posso farghe in salotto una dimostrazione gratuita? Va bene, la dice. E ora va installa. E c'ha 2 o 3 secce de boassi. Savi cosa che è le boassi? Le boassi le saria in italiano le M grosse. Delle mucche. E la butta in tel soggiorno tutte ste secce de boassi. Signora, la sta attenta. Se entro un quarto d'ora non go pulì tutto col foletto, quello che resta a me il magno me. E allora sta vicina alla guarda. E che averghe tanta fame, la dice. Perché qua in campagna corrente ne mina. Che tempi! Oh! Adesso è il nostro giovanotto qua che si cata questa giovanotta. E lui vorrà toccarla e fa finta che non gli piace, sa. Però invece sì, che piace, sì. Ma non vago a dirlo a mio papà, dice no, che piace. E allora? E allora, se te tocco! Sintomato che dica il mio papà.
Se te tocco, te dico guarda, Mirella, Che gentiluomo, no, famiglia con mia sì. sento aria de corni. Mirella, sento aria de corni. Pensa che sta uno da Benombra, va a casa e che dice a sua moglie, ieri sera andando a parlare del paposse, sento, becco, e chi era? Ne so, dice, sai in golena, dice, e anche l'altra sera ancora, becco, va a finire di scavare su il copo, ma va là, sta là a dare le robe lì, ne sta a ascoltare, la sera Drio il passa, becco e spion! Che tempi, L'altro là arriva a casa al Venere, de solito, e stavolta arriva a casa al Sabo. Sì, un giorno dopo il mio casa. E la dice ormai salta la spalla, via che faceva l'autista. No signore, la cata nuda in netto. E dice, s'ha fatto nuda in netto. Mira, ti sapeva caldo, ma sa siamo in gennaio. Posso mina perché è caldo in gennaio, con la stua attaccata. Scusa, qua c'è ti sparano gli schei. Dimmi la verità, dov'è lo clomo? Ma non è nessun uomo. Dov'è lo clomo? E il guarda sotto al letto, niente da fare. E il guarda là, dov'è lo clomo? E il verso l'armadio. Ha che un uomo nudo dentro. E ti chiedo, mi dice, so quello da disinfestazione le tarme. Guarda, mi hanno fatto raniere dentro l'armadio e mi hanno mangiato tutti i vestiti. Che tempi. Siamo arrivati ai tempi duri, savio. Perché adesso anche con la monada si disunisse tra Maria e moglie, è vero? Questo qua che aveva un problema. Faceva un'aria tutte le volte che indaseva in netto, ma una roba esagerata, una spussa da matti, insomma, le robe naturali, gas che va fuori per il rio, perché respiriamo per un buso e poi buttiamo fuori aria per l'altro, no? E la ride la signora, è vera? E insomma, faceva un bacan, ma una spussa soprattutto che non poteva più, allora la va dall'avvocato e le dice, mia, voglio dividermi da mio marito. L'avvocato è la Zambelli, De Crespin, che la lavora all'Ovigo, la Cognosino. E allora le dice, ma qual è il motivo? Il motivo è questo, la che spiega, il fa andare. Ma la signora che vuole le prove? Ecco quali prove. Una fotografia. Dice, vedo una camera da letto. Guarda bene. Il letto, sì. Il comodino, sì. Il lampadario, sì. E dopo? Guarda bene. La guarda Gesù Cristo come che l'è messo. Quella è la prova, la dice. E a proposito... a proposito dei corni... Cosa si conta adesso? Adesso qua faremo una canzone che alla fine la dice che se tutti i becchi avesse il lampione, ragazzi, forse che sarebbe una gran illuminazione. E anche questa la canta il CD nuovo? Certo, questa che a me ricordo, ricordo. Non state a dimenticarvi, a me ricordo. Certo. È il nuovo CD. E allora? Una volta Ghera. Perché
Sì, che tempi. Aspetta che vado a salutare il mio amico Serge, il chitarrista più famoso della Ferrara. Ciao Serge, nato a Codigoro. Ma sapevi che i frarisi, quanti frarisi che è? Fammi un fiato ciao con in mezzo alla gente. Quanti frarisi che è qua? Nativi? Neancuno? Ma io la sai lava, lei frarisi. Ma pensa che Sergio, sapevi che i frarisi, allora, è lunga la Dio. I frarisi, la bella grande, è vera, sa tutti loro. E allora dice il suo amico, Miel, ho un gatto tanto intelligente che alla mattina dà la fetta di mortadella e colungia, e cava il pevar, e cava il grasso e mangia la carne. L'altro suo amico dice, è il mio è ancora più intelligente, dice, è il mio gatto alla mattina dà la fetta di salam, e scolunge, e cava il grasso, e cava il pevar e mangia la carne. Salta fuori Sergio. È il mio che adesso sta in corda del più intelligente tutta frara, dice. Alla mattina agdago il caffè latte e beve il latte e la salia il caffè. Sergio. Oh, adesso mi tocca cavarmi la dentiera. Sì, la glomina, però bisogna che faccia finta essere senza denti. Ah, la verità sì, perché manca quello che ha da fare il vecchio. E allora a me tocca fare il vecchio senza denti, sì, io contenti stesso. A provo, insomma. E mi? E ti... Mi tocca fare la giovinetta, dai. Ma gatto il bastone, dov'è il tuo bastone? Allora la sabutriga. Mamma mia. A far finta di essere anche a sotto, va bene? No, sotto, tremolante vecchio. Tremolante, dai. Guarda. Comunque, gente, mica sono una giovinetta. Io voglio che sposa, scusate, un vecchio senza denti. Sì? Che incombina di tutti i colori, non è Beh, possibile. insomma, con più colori ti faria stare bene. No, perché gatti schei? No, Te ga? hago una roba. Una roba Allora- buona. No, però- Allora, i volcame marida. I volcame marida. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. I volcame marida, e morosino che no, e morosino che no. I volca toga un vecchio. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. I volca toga un vecchio, le vecchio in balona, e le vecchio in balona. La sira col vainetto. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. La sera col vainetto, sudate qua di là, e sudate qua di là. Al ciappo per nareggia. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Al ciappo per nareggia, Mario portate qua, e Mario portate qua. Mi c'è un povero vecchio. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Mi son povero vecchio, che voglio riposare, che voglio riposare. Tu vivi con una vecchia. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Tu vivi con una vecchia, e nella bombetta, e nella bombetta. Nostra giovinetta. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Con nostra giovinetta, per farla consumare. Mi sono una giovinetta. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Giovinetta, ne voglio divertire, ne voglio divertire. Anche questa, siamo giù a presentarvi tutte le canzoni del nostro nuovo CD, adesso Come?
mi ricordo, bravi, dopo vi dago il premio, una sporta decisivo in omaggio, il primo che lo dice a fuga. Oh, adesso, altri conosci Villa Margherita a Teolio? No, nessuno conosce Villa Margherita a Teolio. Beh, insomma, ve la conto perché la storia è vera. Questa qua, 35 anni, la neghiera mina buona a maridarsi perché la era senza tette. Va bene, se può dirlo tette, no? Mi dice, te fai in televisione. Poco, la aveva poco. E lui che consiglia di andare a Villa Margherita a Teolio. Dice, Lazza, attenta che è un professore e te rimediati, te maridi subito perché te vedrà che razza d'andamento che te fa nascere. Allora la va, le dice, senta, dice, mia vengo da Contarina, ora a Portoviro. Dice, mia moria qua, vede con cassomessa, nessuna può maridarmi. E allora signora gli dice, signorina, 35.000 euro, dice, un impianto, ma scherzalo, 35.000 euro, al lavoro in laboratorio, le dice, posso anche in cassa integrazione, le dice. E allora gli dice, con 5.000, signorina, ha che l'impianto a pompa. Cosa sarebbe questo impianto a pompa? E dice, sarebbe che qua sotto impiantiamo le pompette e la gonfia e la vedrà, la dura diverse ore, che rasta dei pettorali e clamuccia. Dottore, ha negato altre soluzioni e fa quello. E allora fa. In breve tempo, vi giuro che sei tal moroso. E allora subito sa lui, andiamo in albergo a 45 stelle. E poi pensate. E allora dice lei, adesso com'è che fa su? Lei era quasi mezza nuda. Cara, vado in bagno, bedon, e allora la sprepara, l'attacca a fare. Ma no, che col gombio, la ciappa in coste, e il bicchiere d'acqua, il comodino, la barza della basù, e viene fuori lui dal bagno, di fuga, e vedi là. Villa Margherita a Teolio. E dice, oh signore, tutta rossa dalla vergogna. Ma come fatto sapere di Villa Margherita a Teolio? Perché gli dice anche a me Villa Margherita. Che tempi! Senti, questo è il pubblico che mi piace a me. Quanto chi se gode, sì che mi sono contento. Sì. Stasera non farò neanche, tanto per cambiare. Oh, adesso cosa tocca? E ora che ti impari a tu insegnare come si impissa i microfoni, vito le donne da microfono. Allora che sì, basta lasciarlo impissare, aspettare un attimo. Ghetto? Sì, Vito? sì, ghetto. No, carezzarlo massa. Non mi ricordavo più questo. Allora, questa canzone, pur essendo allegra, vivace, ha un bel ritmo, è triste perché la parla di un ragazzo che andava via militare e dove la somosa e che lascia in ricordo un bel riccio dei suoi capelli. Allora, dal nostro ultimo CD, a me, pardon? Dammi un riccio! Sempre l'uridù, Mirella. Sì, sì, mi bacerò.
Mirella, sento un'aria che il tuo Gigetto, sì. Ci cova. Sì. Ti ricordi tu quando ti marità la prima sera? Volevo togliermi in mente adesso. A volte la sapevo che si marità Maurizio e la Mirella. I sentiva tutta la notte. Hop, Mirella. Ma mi sentiva anche qui chi altri dall'altra camera? Sì. Chi faceva op. Sì. Sì. Ma perché? Cos'è che era? Niente. Fa niente. Chi era il paion más alto? Per fare la respinga per montare su. Altro che tutta la notte. Che tempi! Parlavano prima dei dottori e che fa? Guarda, dice, bisogneria che ti fissino la retroscopia per analizzare ben cosa. Dice, ma no, dottore, ma satiello bocca. E guarda che è un tubicino che va su per là, sì, dice, però e sarà grosso come un cavello. Dottore, sai che visto io ci mi dà fastidio, figurati su per là, dice. Ah, che tempi! A proposito dei dottori, questa qua 84 anni la vuol farsi il cieco. È il cieco. Cos'è lo sto cieco? Dottore, mi fa il cieco. Signora, dice un check-up. Quello, la scava nuda per piacere dei due separati. La va là, l'arriva. Dottore, sono pronta. Tacca a guardarghe. Dottore, mi dica qualcosa. Dottore, mi fa stare in pensiero. No, signora, riassumina a capire, perché in testa le tutta bisa. E là, è ancora come una ragazzina da 20 anni. Dottore, ma voglio mettere le preoccupazioni che mi dà questa, con le soddisfazioni che mi dà st'altra. E adesso andiamo sull'ara con un ballo che si faceva con la ganzega. E il paron tirava fuori salame e pan biscotto dopo che aveva tanto lavorato in campagna col frumento a vendemare. E allora vi presentiamo la Furlana Polesana, i Bontemponi. Furlana Polesana, i Bontemponi. I Bontemponi, Furlana Polesana.
Ma Valtri, la storia dei detersivi bisogna mai contare? Sì? Allora te la conto da nuovo. Stiamo attenti. In un giorno di solex, Homo disse ad Ava: facciamo spic e span. Ava rispose: camai. Passarono ore e minuti, Ava cedette. Homo la coricò sotto l'ombra di un palmolive, le tolse il lip, le diede il cop. Ajax! Spic e span, 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 spic e span. Venus. E dopo 9 mesi nacque Homo un pargoletto, 50 centesimi il pacchetto. Oh, questo qua, anche lui. E va dal dottore. Dottore, il disagò un problema grosso. Cos'è successo? Niente, il disagò uno dei miei due gioielli, che le massa grosso. Ma va là, sì, dice, tutte le volte che avevo con una donna, le si mette a ridere. Fammi vedere, aspettare a mina a ridere anche lui. Ascolta, dice, guarda che sono un professionista, a me. Va bene, dice. Fa vedere, tira fuori. Le grosso come un melon. Il dottore, ecco il sema, dottore, che smetteva a ridere. E quello più grosso con cura a tirarlo fuori anche. Che tempi. Adesso vi facciamo sentire una canzone che dopo il ballo penso che la teccava anche tutto. Eh sì, perché le mie è una canzone della sola, le doppia, perché Sergio, mai contento, la voleste unire due canzoni importanti della canzone popolare italiana per il nuovo CD che si intitola A me ricordo. Vito, stasera ne va bene perché vi insegna anche un CD stasera. La Marianna la va in campagna e come porti i capelli bella bionda.
Adesso con questa, Sergio, potremmo andarsi a colgare mezz'ora, sa? Adesso vi facciamo una canzone che sta scritta col cuore veramente, perché quella che l'ha scritta, è qua in mezzo noi altri, è la prima canzone vera scritta di pugno da un componente dei Bontemponi, dalla nostra maestra Lorella Guarnieri, il testo, e per la musica è il nostro chitarrista Sergio Salmi. Savio sta canzone qua cosa racconta di sto vecchio sentà davanti al foglaro che si ricorda quando che era giovane, i primi basi con le ragazzine, e sta canzone qua è proprio il titolo del nostro CD, perché la si intitola A me ricordo. A me ricordo il titolo anche del nostro ultimo CD. De piasla? Oh, la come? Destra? Sinistra? Vinto che è sempre più cattivi a sinistra, come la mai? Oh, ora là chi se basa, gli autori se basa. Ti è un bel ruffian, sa? A che dico Vittorio, a che dico. E ti sotto scoa, a proposito, sì? E ti che diciamo anche la grazia, a tutti che diciamo, anche a Valti che si chiama il diciamo. Ma Neno da Gregnan, io conosco sto Valtri, Neno da Gregnan, e che era come Cassavia il balbo, quello un fiacchi lo toglieva in giro, e insomma lo vede con un biondon. Guarda Neno, ciò che razza di biondon che si catà, e guarda che macchina che l'ha tolta su, l'ha rilocata in bar. E allora Neno, ciao, dice, come degna? Ah, non, dice, ma ha tu visto con un biondon? Sì, sa, te savisi. Ma dice, ha tu fatto qualcosa? Sì, te savisi, aspetta un fial, dice, allora portai in tu un albergo, conta, da 45 stelle, E allora l'ho coricata sul letto, tutta nuda. Avevo buttato un poco di talco paglieri, 5 gocce di profumo Chanel numero 5. Ma tu fatto il manco, peta, sa te savissi la medisica lavoria l'atmosfera. Che atmosfera è? Sì, dice, la voleva un poco de lampi. E ti? Allora mio ciapà è il peretto, faceva cicche ciac. Ma dopo ha fatto il manco,
Ma se te sapessi che la voleva anche la piova, allora ho tolto un cacadin con l'acqua calda, no tanto buienta, sennò la brusava tutta. E poi con la mano che c'è contratta la cianciava in del muso. Ma t'ho fatto il manco. Ma aspetta, sa te sapessi la vuole anche il tron. E allora mi furbo con una mano con l'altra alla cianciava e poi col piede sulla finestra faceva il tron. Ma t'ho fatto il manco. Ma cosa volto che fesse con quel temporale carriera? Che bel pubblico. Io sono già morto, però che bel pubblico. Allora va bene adesso, da che ore le canta? Safegna adesso. Adesso vediamo la Rosina. La Rosina che va al marcà e un giorno compra una roba, un giorno compra quest'altra, un giorno compra... ma sempre pimpante, sempre pimpante. E alla fine chissà cosa va in cerca sta Rosina per il marcà. E anche questa del nostro ultimo CD. Anche questa nell'oltre. Che si intitola? Che si intitola? Ah, mi ricordo. Ma la canzone? Ma la canzone? Egnarà quel dì. La va al marcà a comprare i fumi, luni fumi. Le fine dorata, Rosina bella va, nella spesa le ride là. Segnerà quel dì di Marti, la va al marcà a comprare i cacchi, Marti, cacchi, luni fumi. Le fine dorata e la Rosina bella la va al marcà, col sesto della spesa le ride là. Segnerà quel dì di mercoledì, la va al marcà a comprare nespole. Mercoledì nespole, Marti, cacchi, luni fumi. Le fine dorata e la Rosina bella la va al marcà, col sesto della spesa le ride là. segnerà quel dì di giochi, comprare le ovi, giovi le ovi, mercoledì nespole. Marti, cacchi, luni fumi. Le fine dorata e la Rosina bella la va al marcà, col sesto della spesa le ride là. Segnerà quel dì di venerdì, la va al marcà a comprare la cenere, venerdì la cenere, giovi le ovi, mercoledì nespole. Marti, cacchi, luni fumi. Le fine dorata e la Rosina bella la va al marcà, col sesto della spesa le ride là. Segnerà quel dì di sabato, la va al marcà a comprare l'abito, sabato l'abito, venerdì la cenere, giovi le ovi, mercoledì nespole. Marti, cacchi, luni fumi. Le fine dorata e la Rosina bella la va al marcà, col sesto della spesa le ride là. Venerdì la cenere, giovi le ovi, mercoledì nespole. Marti, cacchi, luni fumi. Le fine dorata e la Rosina bella la va al marcà, col sesto della spesa le ride là. E la Rosina bella la va al marcà, col sesto della spesa le ride là. Segnerà che il dì del nostro ultimo CD, me ricordo,
Oh, ma Valtri, la sa io la storia vera della Cenerentola? Sì, sì, la Cenerentola che perdeva le scarpe, la sa io. Pensa che era le sorellastre che guardavano malamente perché la voleva andare a ballare, no? E allora, posso andare a ballare? Va bene, le disse, però con cosa vado? E gli va a cattare la detto, guarda, vestito nuovo, te faccio, però mi raccomando, le disse, se ti vieni a casa entro mezzanotte, la tua patatina la si trasforma in una fetta d'anguria. Come la disse la foglia principale la ghiera sì, questa versione chi la va sì. Va bene, l'accetta e le sorelle la lasciano andare. L'attacca a ballare sto principe bellissimo. Dopo un bel tocco alle 11:15 il disendini in camera mia a farsi 2 o 3 coccoli. Vabbè, va in camera. Mamma dice che caldo e che se piena di frutta, banane, pumi, una bella fetta di anguria e lui si del taccare. Ciò dice, ma che ora che andare a casa? Le 3, le 4, vabbè, anche le dice. Che tempi, che tempi. Adesso vi dedichiamo una canzone che fa parte del nostro ultimo disco, anche questa è un inno all'amicizia, perché in altri buontemponi dappertutto dove andiamo a stringiamo sempre rapporti d'amicizia con gente nuova, bella gente e insomma la vita è bella anche per questo. L'amicizia è per tutti i valli, amici miei. Sempre poesia
amici miei, una volta avveniva il fornaro a casa, avveniva il fruttivendolo, avveniva il lattarolio, adesso solo supermercati, se capisce più niente. Proprio un mondo rovescio, è vero. Che sta uno di 84 anni, è andato a orsa il pan, e dice, voleva 4 kg di pan, e viveva da lui solo, e dice, guarda che diventa duro, allora 8 il dice. L'altro là, e porta il latte, il lattarolio a casa, e suona il campanello, latte signora, versi la porta lei in sottoveste, questa qui, e che mette su il latte, e il di dopo, latte signora latte, suona il campanello, la versi la porta lei in reggipetto e mudandine, mette su il latte, e il di dopo, latte signora latte, la viene fuori la stessa reggipetto, latte signora, e mette su, e dice, ma mattina pensi me, alla mattina, prima a suonare il campanello, e va davanti alla porta, su le braghe, su le mudande, latte signora latte, verso la porta e suo marito. E che dica a sua moglie che se domani mattina la paga mina il latte che pisso qui sulla porta? Sì. E adesso a se bala sull'ara ancora? Chi è che presenta le altre? Tocca a te? Vala, ti è mai sveglia? Com'era? Perché così? Perché pensavo che ti presentassi ella e invece era da ballare. Fermo che un applauso alle medò madrine, perché il Gazzettino ha scritto sì le medò madrine, eh? Le do veline, carte veline. Carte veline. Allora adesso faremo la ricciolina, un ballo che si faceva una volta sull'ara. Sull'ara? Dopo aver fatto Le nozze, festa. le feste, Sì. la mietitura, tutte che robe lì. E allora adesso come i nostri 6 ballerini. 6 ballerini Sì. con la La ricciolina. La ricciolina! Che bello andare al cinema, quanto bello che era andare al cinema, siamo tutti drio da smettere di andare al cinema perché ormai ne vende tutto per televisione, abbiamo più bisogno di andare al cinema, ma l'atmosfera del cinema, pensa che questo qua un giorno va al cinema una sera e scatta una donna con un cappello sicca davanti e il tacca a fare. A un certo punto dice, signora, dice, mia sogno al cinema per divertirmi, o la scava il cappello o la scava le mutande. L'altro là è seccata col suo amico e dice, ciao, degna al cinema,
ma porco canale, dice, ma io faccio sciti stasera, e dice, oh, di chi brontun de panza, ne so, ne sta a preoccuparti, è un film di guerra. Ah, va bene, allora, dice, andiamo. Allora, i va dentro, i 60 su. Ciò dice, ma chi quando è che tacca a sparare, dice. Perché, dice, a me tegno più, dice, mi scioppa tutto, dice. Sta a preoccuparti che avviene il momento, sta fin di guerra. Ciò dice, mia scioppo chi? Esatto, finisce il primo tempo, ancora vado a scioppare. Ciò dice, ma se tieni di bocca, te darà adesso. Parte il secondo tempo, dite fatto tu 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 e tu 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 pum 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 tum. Finisce il film e fa quel perderino che piccia sulla spalla. Ehi Moro, sei bombardata un lodamaro? Beh, e adesso qua, se la vedessi, quella va a spasso. Se questa la chi? vedessi, quella va in campagna. Se la vedessi, qua va Quella a va messa. messa. Se la vedessi, qua va a letto. Però cosa le manca? Ma manca tutto, manca mezzo alfabeto. E allora? La B e C, ma manca tutto il resto. E allora? E allora? Dal nostro ultimo CD? No, la limonina registrata sull'ultimo CD. le questa momina qui. registrata. E allora la senti adesso? Perché questa andrà sul prossimo Sul CD. prossimo CD. Prenotatevelo. Prenotatevelo. La B C. Se la vedessi, brava spasso, Gigetto abbraccio, Gigetto abbraccio. Se la vedessi, brava spasso, Gigetto abbraccio come la balbò. E la la la.
alla chitarra il maestro Sergio Salmi, alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti. Oh, sì, Balbo gli dice come è stato contro il suo amico. Dice, senti che parlo più sciolto, dice. Ma da chi è tonda? Sono da un dottore a Petorassa, sì, e gli dammi l'indirizzo. Allora il va, dice, buongiorno dottore, e dice, più bene e guarire e andare fuga. Per 20 giorni mangiare tutto per via retale, che non è né via Umberto Maddalena e neanche via Dante. Poi viene il controllo. Va bene, dottore. Viene il controllo. Dopo 15 giorni passa i 20, 25 e va. Buongiorno, dottore. Buongiorno, dice, come degna? Abbastanza ben. Ma sai devo fare? Sodrio. Sodrio magna la cicca. E adesso? E adesso? Che storia che è adesso? Adesso che è una storia bella, una bella storia. Allora vediamo la nostra Mirella che viene sopra il pubblico e cerca il suo moretto, il suo moro. La lava. È quella che Eccola. va. E vai Mirella, trovati un bello moro e con pochi deschei. È il memoro! Qualche volta il fa la giuca. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il fa la giuca. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il fissa in letto. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il fissa in letto. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il me bastona. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il me bastona. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il me fa i corni. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il me fa i corni. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il me porta a spasso. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il me porta a spasso. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il fa l'amore. Lo che mica va, niente ma sa ben. Qualche volta il fa l'amore. Lo che mica va, niente ma sa ben. E il me moro, è un bel moro. Lo che mica va, niente ma sa ben. È il memoro dalla voce di Mirella. E vi conto una storia vera che è successo al volto di Rosolina. Sapete dove è il volto di Rosolina? Ormai è che sta tutti i ciosotti, però è il volto di Rosolina. E sa un giorno a che si presenta uno al prete e che dice, signor parroco, si chiamava Don Antonio quella. Don Antonio gli dice, mi ho un gatto bello, piccolino, gli dice, me lo battesalo. Cosa? Gli dice, a battezzarti il gatto? Ma sì, Don Antonio, mi voglio tanto bene a sta bestiola, sa come è, e me lo battesa. Ma spolmina a battezzare i gatti.
Don Antonio, a so che da fare il quarto nuovo da Cesa. Ha dato qualcosa? Ma no, Gasparmino, ha dato 10.000 euro, cosa? Per balzare un gatto? Sì, per il quarto. Vieni domani mattina alle 7, dice. Che te lo batteso e che sta a dirlo a nessuno. Allora lo battesa dai skate. Ma Don Antonio, il che va sempre a rimorso, e va a catare il suo vescovo, a Ciosa, e senta il diseccellenza, ha sempre a rimorso. Cos'è successo? E dice, ho fatto una roba che non so. È venuto uno del paese e mi ha mandato che battesa il gatto. Cosa? Sì, dice, sa come è? E mi ha proposto di darmi un aiuto per mettere a posto il quarto. Sa tal da 10.000 euro. Beh, t'ha fatto bene, t'ha fatto un'opera per la Chiesa. Piuttosto, dica a l'uomo là, quando che è ora da battesarlo quel gatto, che venga a parlare con me. Oh, adesso se parla di un strumento che fa girare il mondo. Che strumento è lui? A Butrighe la si chiama barvaiola. Al borgo de Paposse bzabza. Si zampola in Adri. A Porto Tolle gnocca, naturalmente. A Firenze Yolanda. E a Torino Cicala. Adesso ti una lingua sona. Anche a Torino le chiama Bernarda. Pensa che in Adri era un prete che si chiamava Don Bernardo. Ho avuto un giorno, se fosse nato femmina, cosa che Gary ha messo nome poi. E allora questa abbiamo dovuto registrarla da nuovo perché tutto il CD prima l'abbiamo finito, perché lei è la famosa, la Filomena, ma le sta migliorando e stasera la riproponemo con tutti gli strumenti che si inventava i nostri vecchi in campagna. Puoi richiederla anche come chi tanti lo fa a Radio Sorriso, che nel 2014 è stata la prima canzone più gettonata dagli ascoltatori del Triveneto. La Filomena!
La Filomena se polmina de smentegalla. E adesso, come tutti i sabato sera, ma le venga, arriva a Rosolina Mare la posta. Chi è che tocca la posta? Chi che tocca la posta? La posta sta signora qua, una fotografia di me nudo. Una cartolina del nostro gruppo, ma dopo può darsi che ne è abbastanza per tutti. Però la posta vera abbiamo da consegnarla al paron de casa, quello che ne ha invitato qua, il presidente della Proloco, Andrea Bergamin, perché Andrea è qui! Dove sei lo sconto, sto presidente? Andrea Bergamin, dov'è Andrea Bergamin? Lenda amorosa, va bene. Aglademo dopo e arriviamo allora all'ultima, prima dell'ultima canzone. Mia me vuole una colomba che venga sopra. Vieni qua. Vedi, il presidente da Proloco l'ha perso da avere il CD in regalo stasera. Sì, doveva essere qua, è vera. Come Valtri, a Valtri a tutti in omaggio. Sì. Siamo in diretta televisiva, salutiamo gli amici che ne ascolta da casa in video streaming. Allora, sto pensiero che tanto tempo ho scritto per il cassetto, altri qui che ne conosce sapete che ormai lo portiamo in giro sempre a chiusura dei nostri spettacoli, prima dell'ultima canzone. Menona la stasera da calarse de po' in Canareo a Butrighe e la me contava che quando va via una famiglia tutti quanti siga perché apparteneva una famiglia di brava gente che indaseva in serve di fortuna quella sua valisa al cartone, se si voleva veramente più bene una volta che adesso. Nonostante guerre, tribolazioni, fame, la gente sentiva il bisogno di voler che bene alla gente. E allora prima dell'ultima canzone, sto pensiero che i nostri musicisti con la sua musica. Prego. Notte cristiana, per stasera basta. E se Dio vuole, aspetteremo domani. Notte cristiana, col saluto antico del filò, la gente installa e stasera la mano. Notte cristiana, con chi importava in netto brassacolo, comparo de storielle e col segno da croce che me mare non faceva con la punta del nissolo. Notte cristiani adesso, per segnare più buoni salutarsi e le messi del cantone, a fe un filò quella televisione, che dopo avermi matuni la testa de storie d'esente, anch'ella la saluta, ma gli erente non che neanche il can, che il vedaga la man e che il vediga. Notte cristiani. Grazie Rosolina Mare! Allora, abbiamo un debutto questa sera, un grande ritorno sul palcoscenico, Sara Bonato e il nuovo corista Mattia Marangoni. Vi ricordo che sabato prossimo siamo nel giardino dell'Abate dell'Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, giovedì 1 agosto in piazza Botrighe, dopo www.bontemponi.it. Alle chitarre il maestro Sergio Salmi, alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti, la nostra mascotte Luca Giacomello, alla regia audio Andrea Leccioli, Nicola Donà e naturalmente in video questa sera in diretta live streaming il maestro Luca Finotto. Le veline, adesso bisogna... Allora le due veline, Lorella e Loretta,
la direttrice Mirella e tutte le nostre donzelle e tutti insieme i Bontemponi! Mi si carregnaria per farti compagnia, me mama la me cria, me mama la me cria. Mi si carregnaria per farti compagnia, me mama la me cria e il papà lo vuole. E dite la ciche, dite la modo, e questo è il modo, e questo è il modo. E dite la ciche, dite la modo, e questo è il modo per farti la cica. Grazie Rosolina Mare, buone vacanze per chi è arrivato oggi e buon rientro a chi è stato qui in questa bellissima dono di natura Rosolina Mare. Grazie, qui il nostro CD e anche le USB per le vostre auto, il nostro ultimo disco a me ricordo. Grazie ancora, ciao! Vi diamo anche la cartolina, chi vuole si avvicini, vi diamo la cartolina. I nostri CD, le chiavette le trovate qui al palco dello spettacolo, avvicinatevi.